Ciao a tutti, oggi una ricetta siciliana, anzi messinese, il pesce spada gratinato al forno. Innanzitutto prepariamo una panura, un impasto a base di pane grattugiato raffermo che può essere acquistato, ma potete anche grattare il vostro pane vecchio, pecorino in quantità a piacere, diciamo a sentimento come si suol dire, pepe, un pizzico di sale e poi vi serve dell'olio extravergine di oliva. Anche qua si va un po' a sentimento, l'impasto deve risultare soffice però sgranato, per cui mettetene finché non vi sembra che la mollica non abbia questa consistenza. A piacere potete aggiungere capperi e aglio finemente tritati e del succo di limone che poi servirà anche tra uno strato e l'altro. Normalmente il pesce spada al gratin si fa in una teglia da forno e devono essere almeno 2 strati, in modo che il pesce resti morbido e succoso. Disponetelo su una teglia irrorata con un po' di olio di oliva extravergine, cospargete con il composto di pane grattugiato e aggiungete del succo di limone. Poi fate il secondo strato, anche in questo caso cospargete con la panura, aggiungete ancora succo di limone e un filo di olio extravergine di oliva. Come vedete io non ho tolto la pelle del pesce spada perché secondo me la parte vicino alla pelle è la più buona e quindi la tolgo dopo cotto, però potete anche toglierla in precedenza se preferite non avere nessuno scarto nel piatto. Cottura in forno a 200 gradi per 10-12 minuti in modo che il pesce spada non si asciughi. Ricetta sul sito. Ciao a tutti e buon appetito!